Allora, la Sicilia rientra nell'area del distacco, ossia di quel gruppo di regioni che spesso investono poco e che comunque hanno dimostrato un sostanziale disinteresse per il problema dei giovani, delle nuove generazioni e quindi per lo sviluppo anche dell'economia dell'isola. Questo perché? Per lo scarso investimento nelle scuole per l'infanzia, negli asili nido, e questo dimostra soprattutto anche una poca attenzione, un poco sostegno alle donne lavoratrici. Ovviamente un investimento, come dire, minimo in questo ambito qui, ad esempio negli asili nido, in tutto quello che sono i servizi per l'infanzia, in una politica poco attenta nel centrare tempi di vita, tempi di lavoro e quindi conciliazione famiglia-lavoro. Ovviamente questo si trascina con sé anche un calo anche dell'occupazione femminile, che in qualche modo fino a qualche tempo fa a Catania aveva numeri importanti, ma che col passare del tempo, a causa di questi scarsi investimenti proprio nell'ambito di servizi per l'educazione, e quindi le donne non sono state messe in condizioni né di cercare, ma soprattutto poi anche di recarsi a lavorare qualora trovino un lavoro, perché ovviamente la rete dei servizi per l'infanzia è una rete molto fragile. Per questo alle istituzioni chiediamo di attenzionare i numeri e i dati che abbiamo elaborato in questo dossier sulla vulnerabilità, che vede certamente uno scarso investimento sui giovani, quando invece la Sicilia è una regione giovane.